Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Ci colleghiamo subito con il nostro Marco Stabile perché ci sono novità importanti, forse addirittura definitive, per quanto riguarda la Pallacanestro Trieste. Buongiorno Marco. Sì, buongiorno Umberto. Sì, sicuramente novità decisive perché la Pallacanestro Trieste è salva, il titolo sportivo di A1 è salvo, il prossimo anno la formazione biancorossa giocherà in Serie A1. Da cosa deriva tutto ciò? Dalla vendita da parte del presidente della Pallacanestro Trieste, Paul Matjasic, del 99% delle quote societarie, ovvero quelle detenute dal Cotogna Group, che passa a un fondo americano di cui ancora non si conoscono i dettagli e le identità dei soggetti componenti, ma che saranno chiariti presumibilmente nel corso di un comunicato stampa nel pomeriggio. Tutto ciò cosa significa? Significa che la società passa di mano, che la Pallacanestro Trieste giocherà la prossima stagione sportiva e che Paul Matjasic prosegue invece con il proprio progetto romano dopo essersi dimesso da presidente della Pallacanestro Trieste con il titolo sportivo di Brescia. Anche qui altra operazione che verrà definita e chiarita nel corso della giornata odierna. Ora inizia una delle parti più difficili, ovvero definire un budget che sicuramente non sarà faraonico come nella stagione scorsa, e in capo a Mike Arcieri la responsabilità di andare a definire il progetto sportivo con la nuova proprietà. Per il momento però accontentiamoci della buona, anzi ottima notizia, e dunque che la Pallacanestro Trieste avrà un futuro nella massima serie nazionale. Nel corso del pomeriggio verranno comunicati i dettagli di questa operazione che ha portato alla vendita della società, le dimissioni del presidente e quindi l'apertura di una nuova proprietà. Le perplessità circa questa operazione sono queste, cioè chissà se magari in qualche modo la sfera di influenza di Matjasic verrà mantenuta rispetto a questo nuovo fondo che ha acquisito la proprietà. Ovviamente si tratta tutto di questioni che si chiariranno solo nei mesi futuri. Ora l'iscrizione del campionato, che come abbiamo riferito ieri verrà presumibilmente formalizzata con il Pala Bigot, il campo di Gorizia, in cui stasera tra l'altro gioca la nazionale in un amichevole contro la Croazia. Poi però si arriverà sicuramente a un accordo con un comune che ieri ha ideato questa idea del canone ponte da 10.000 euro per permettere alla Pallacanestro Trieste comunque di giocare in casa propria. È tutto. Grazie a Marco Stabile. Adesso, dopo aver tirato un sospiro di sollievo assieme ai tifosi del basket, occupiamoci di cronaca. Un triestino di 32 anni con precedenti di polizia agli arresti domiciliari è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo d'arma. È entrato in tribunale nascondendo un coltello. È entrato in tribunale con un coltello nascosto nel marsupio. L'uomo però è stato individuato e disarmato. È successo nella tarda mattinata di ieri, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore. Non era ancora mezzogiorno quando un triestino di 32 anni, con precedenti di polizia e agli arresti domiciliari, si è presentato all'ingresso principale del Palazzo di Giustizia perché atteso a un'udienza. Come da rito ha dovuto mettere gli effetti personali sul rullo che fa passare gli oggetti sotto lo scanner e poi attraversare il metal detector. Appena passato, gli addetti alla vigilanza non hanno potuto non notare l'elemento sospetto e infatti dentro al marsupio il 32enne custodiva un coltello a lama lunga. Subito sono stati allertati i carabinieri, quelli già in servizio in procura. I militari dell'Arma hanno individuato il giovane e sequestrato il coltello. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di via Hermet che ha portato il 32enne in caserma. L'uomo è stato denunciato per porto abusivo d'arma. 8 migranti al giorno in media in arrivo a Trieste nei primi 5 mesi di quest'anno, numeri in aumento rispetto all'anno precedente, i dati presentati dalle associazioni che si occupano di accoglienza nella nostra città. Dobbiamo registrare una pessima gestione istituzionale che sembra non cambiare mai, a fronte di un aumento netto degli arrivi.
Nonostante i controlli rafforzati ai confini, nell'ultimo anno gli arrivi dei richiedenti asilo a Trieste attraverso la rotta balcanica sono aumentati, così dal report presentato dalle associazioni che si occupano di accoglienza nel capoluogo della regione. Tale aumento però non si traduce in una maggiore presenza di cittadini stranieri sul territorio, sono molti coloro che non rimangono a Trieste. Quello che vediamo ad esempio è che rispetto all'anno scorso, nello stesso periodo di tempo considerato, cioè i primi 5 mesi da gennaio a maggio, c'è stato un aumento del totale del numero degli arrivi del 46%, ma attenzione, il dato che è interessante per la nostra città e per le responsabilità anche istituzionali che ha la nostra città è che invece soltanto il 28% delle persone ha espresso l'intenzione di rimanere a Trieste, contro un 51% dell'anno scorso nello stesso periodo di tempo considerato. I controlli alla frontiera non sono dei motivi che spingono le persone a non migrare più, a non spostarsi più, le cause sono ben più profonde, ben più strutturali, l'abbiamo detto più volte. Se parliamo di Trieste sono circa 1200 persone nell'arco di questi 5 mesi, quindi 240 persone al mese, quindi 8 persone al giorno. Una questione più che gestibile, sottolineano le associazioni, che quindi non giustificherebbe le lunghe code di migranti fuori dalla questura in attesa di veder regolata la propria posizione. Viene dunque denunciata una mala gestione da parte di chi dovrebbe tutelare i richiedenti asilo e i minori stranieri non accompagnati. Le prassi legittime presso la questura continuano, magari cambiano, ma sono sempre estremamente problematiche. Abbiamo tempi di attesa di settimane per accedere alla procedura, nel frattempo le persone sono abbandonate in strada. I minori si fermano, sono in transito, che sono una categoria che andrebbe comunque tutelata in qualsiasi momento del passaggio del percorso migratorio, invece vediamo come sempre meno minori si fermano qui. Questo a causa anche di un atteggiamento che abbiamo monitorato molto esplicito da parte della questura, che punta a scoraggiare le persone a fare domande d'asilo qua, compresi i minori. Allora, dovremmo essere collegati con la sala operativa della Polizia Locale, vedo che abbiamo dei problemi, per cui passiamo invece ad occuparci dell'avanzo di bilancio del Comune di Muggia, un avanzo di bilancio che ammonta a circa 2 milioni di euro. Oggi il sindaco Polidori ha illustrato come verrà impiegata questa somma. Ammonta a 2 milioni di euro la cifra che il Comune di Muggia ha propria a disposizione a seguito dell'avanzo di bilancio e che l'amministrazione Polidori impiegherà secondo quanto illustrato stamani durante una conferenza stampa. È una mano al territorio, ma per quanto riguarda la manutenzione, la messa in sicurezza e quindi tutta la parte che magari si vede di meno in certi casi, ma che comunque dà risalto e darà ancora più sicurezza a tutta la cittadina. Questa, spiega il sindaco, la ratio nella distribuzione dei fondi, la parte più consistente dei quali sarà destinata ad interventi su strade e viabilità, 400.000 euro. Nello stesso filone vanno anche il termine di opere come la rotatoria dell'Ospo, con una scritta veramente finalmente di benvenuto, diciamo così, generico. Dopo vedrete quale sarà il progetto, ma che sarà molto bello per quanto riguarda appunto l'accoglienza ovviamente che la cittadina dovrà offrire sia ai turisti ma anche ai cittadini di Muggia, e altre rotatorie importanti sul territorio dove sono state anche interessate delle grosse aziende proprio per compartecipare al nostro investimento. Per gli impianti sportivi, che riguardano soprattutto lo stadio Zaccaria e il Palasport di Aquiligna, saranno impiegati 316.000 euro, laddove una posta è conseguenza diretta dei lavori sul torrente Fugnana. 90.000 euro di progettazione per quanto riguarda tutta la riqualificazione urbana e l'arredo urbano della zona che in questo momento è interessata dai lavori del Fugnan, da Largo Caduti fino a Piazza Repubblica. Gli interventi però riguardano anche la cultura, al Teatro Verdi, al Museo Carà, ma non solo. C'è un calcolo di una statua di Negresì, un calcolo in gesso che è messo lì, anche buttato là quasi con rischi di compromissione appunto di quell'opera, e abbiamo stanziato 35.000 euro per farne un calcolo in bronzo proprio da mettere in bella mostra davanti al sagrato della chiesa di San Francesco. Siamo adesso collegati con la sala operativa della Polizia Locale, ci aspetta l'ispettore Luisa Mastracchio, alla quale cedo appunto la linea per le consuete comunicazioni che riguardano viabilità e traffico. Buongiorno ispettore. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Allora, guardi, la mattina è trascorsa abbastanza vivace, nel senso che ci sono state molte richieste
e anche molte richieste per incidenti che però poi si sono per fortuna la maggior parte risolti in constatazioni amichevoli, diciamo. Abbiamo provveduto a rilievo di 2 incidenti in via Piari, un solo danni, e uno con feriti in viale Miramare, piazzale 11 settembre, via Nicolodi, praticamente là in zona, ecco. E dunque, altra cosa da dire, via Belpoggio 25 c'è uno scavo urgente a Cegas con restringimento di careggiata, quindi attenzione. Da ieri è stata effettuata la chiusura della via Pagano al civico 43 per una buca in centro careggiata, chiaramente segnalata, ci sono gli avvisi di chiusura sul posto. Chiusura della Galleria Carso anche da questa mattina, e stamattina abbiamo provveduto con la viabilità in via Baiamonti, via Salata, via Pirano. Nel pomeriggio si verranno effettuati gli interventi sul semaforo di piazzale Cagni e piazzale Valmaura, previsto come orario indicativamente dalle 13 alle 17. Sul posto per la viabilità le nostre pattuglie. E dunque attenzione, sono stati fatti dei lievi modifiche dei divieti di transito in piazza Casali, via di Scorcola. Adesso i divieti arrivano fino alla via di Scorcola, perciò le persone devono fare il giro, tutto il giro per la via di Romagna. Ricordo ancora uno scavo sempre per conto a Cegas, in scavo urgente a Cegas Ambiente in piazza Tommaseo Riva 3 novembre, anche qua attenzione per la viabilità. E ancora a Triskel al Ferdinandeo. C'è un incidente a Padriciano, ci hanno segnalato, ma non siamo ancora certi della località, quindi per il momento non abbiamo notizie, nulla di grave comunque da quel che abbiamo saputo, solo danni dovrebbe essere. E con questo avrei finito, saluterei tutti e restituirei la linea. Grazie Ispettore Mastracchio, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a voi. Gli Stati Generali dei Servizi Sociali Comunali hanno di fatto aperto l'edizione 2026 di Insieme, il progetto del Comune di Trieste dedicato alla rete del sociale, con un appuntamento dedicato alle persone anziane. Da noi intervistato l'assessore Tognolli si è tolto subito un sassolino dalla scarpa. Noi accogliamo qualsiasi rilievo, perché qualsiasi rilievo, veramente qualsiasi, può portare un contributo a tutti noi, davvero qualsiasi rilievo. L'assessore comunale alle politiche sociali Massimo Tognolli respinge così al mittente, nella fattispecie il consigliere comunale PD Rossana Pucci, le accuse di concentrarsi troppo sugli eventi che compongono il progetto Insieme. Insieme che oggi ha visto il primo degli appuntamenti attorno ai quali è strutturata l'edizione 2026-2027, ovvero gli Stati Generali dei Servizi Sociali del Comune di Trieste, un evento cui hanno preso parte tutte le realtà che a vario titolo compongono la rete sociale cittadina e che si è focalizzato su un tema che sembra specifico, ma che in realtà è piuttosto onnicomprensivo: la forza delle generazioni, insieme per la longevità attiva. Il tema anche delle persone anziane riguarda in realtà tutte le generazioni, e siamo davvero forti se tutti insieme concorriamo a risolvere o a provare a risolvere quelli che sono i temi delle singole generazioni. Uniti insieme siamo una forza. Se parliamo di generazioni che si incontrano, occorre davvero investire anche sul volontariato dei giovani e dunque in un'alternanza scuola-volontariato che alcune scuole recepiscono anche come davvero una risorsa, altre fanno un po' più fatica. Un tema dunque sfaccettato che incrocia progetti, realtà, inclusione e welfare. La riforma della disabilità ci ha permesso di essere il motore centrale del riconoscimento dell'invalidità civile, quindi a maggior ragione abbiamo garantito, pur nelle differenze di ruoli e competenze, un percorso di autonomia, un percorso di inclusività e un percorso di prossimità per i soggetti fragili. Fra gli interventi, quello del professor Guido Sanguinetti, incentrato sull'intelligenza artificiale, declinata, come accade da tempo, quale strumento per l'assistenza agli anziani. Adesso ci sono delle opportunità maggiori, nel senso di poter creare delle interfacce molto più usabili e fruibili, per esempio nei rapporti con la pubblica amministrazione, con le banche, eccetera, che mettono spesso in difficoltà gli anziani, in quanto la pubblica amministrazione e le banche vanno avanti con la digitalizzazione,
come è giusto che sia, però lasciano indietro delle persone. Non lasciamo assolutamente indietro la pubblicità, ci vediamo subito dopo con altri servizi, rimanete in nostra compagnia. Rientriamo in studio, vi è stata ieri la dura requisitoria del procuratore di Roma al processo per la morte di Giulio Regeni a carico di 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato ed ucciso il ricercatore di Fiumicello. Mostra segni di tortura. Pugni, calci, uso di strumenti contundenti, bastoni, mazze. Dita rotte, bruciature di sigarette su tutto il corpo. Il 25 gennaio del 2016 Giulio Regeni fu privato non soltanto della libertà e della vita, fu privato della sua stessa condizione di essere umano, titolare di diritti, collocato in uno spazio in cui non esistevano più legge, controllo, difesa, limite. È uno dei passaggi più forti della requisitoria pronunciata oggi nell'aula bunker di Rebibbia dal procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nel processo per la morte del ricercatore italiano avvenuta al Cairo 10 anni fa. Processo a carico di 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il giovane di Fiumicello. Ma vi è una seconda verità ancora più drammatica, ha aggiunto il rappresentante dell'accusa. A compiere tutto questo non furono criminali comuni, furono uomini dello Stato appartenenti agli apparati di sicurezza. Quello per la morte di Regeni è stato definito un processo contro il silenzio, contro la menzogna e i depistaggi. La Procura di Roma afferma inoltre che sarebbe stato compito dell'Egitto ricercare i responsabili, assicurare le prove, offrire alla vittima e alla comunità internazionale una risposta di giustizia. Ma quel che si è progressivamente rivelato è stato l'esatto contrario, un sistema di ostacoli, di opacità, di resistenze. Colaiocco ha infine voluto mettere un punto fermo sulla cosiddetta pista inglese, ribadendo una volta per tutte che Giulio Regeni non era una spia. Tutti gli elementi raccolti sono stati approfonditi, ha detto, e da quel versante non è emerso alcun elemento utile alla ricostruzione del sequestro, delle torture e dell'omicidio. Le misure previste dal piano casa varato dal governo non incontrano il favore delle sigle sindacali che lamentano diverse criticità. Blindato dal governo il piano casa dopo il via libera alla Camera, il decreto dovrà essere convertito in legge entro il 6 luglio. Con un investimento di circa 10 miliardi l'esecutivo punta alla realizzazione di 100.000 alloggi in 10 anni e a recuperarne 60.000 sfitti dall'edilizia residenziale pubblica. Tra gli obiettivi la riqualificazione delle case ATER, aiutare le famiglie ad acquistare casa, sostenere affitti calmierati, costituire un fondo per la morosità incolpevole e velocizzare gli interventi attraverso commissari straordinari e fondi privati. La misura non incontra però il favore dei sindacati che lamentano diverse criticità. Noi abbiamo un giudizio molto critico su alcuni aspetti, alcuni articoli noi vorremmo che fossero completamente eliminati. Facciamo un esempio dell'articolo 5 dove è prevista la messa in vendita del patrimonio pubblico. Il provvedimento in questo caso prevede di far cassa sia per sanare i debiti che hanno gli istituti che gestiscono le case popolari, ma anche per finanziare il sostegno del debito dello Stato. Come SIGE troviamo positivo che finalmente si parli di un piano casa. Le criticità che evidenziamo principalmente sono la diminuzione del Fondo Nazionale di Sostegno Affitti a favore magari di un aumento dei fondi a sostegno delle morosità incolpevoli, la velocizzazione degli sfratti, perché anche la costituzione di 100.000 alloggi previsti e la riconversione di 60.000 alloggi, i tempi appunto per la loro realizzazione non coincidono con i tempi di un'eventuale richiesta di assegnazione per gli sfratti, velocizzati. Totalmente insufficienti in quanto c'è una criticità perché non rispondono appieno ai fabbisogni delle persone, tanto più che oggi come oggi stiamo assistendo a una povertà diffusa, stiamo assistendo a famiglie monoreddito che non riescono a portare a termine il mese e in più abbiamo anche i pensionati che sono le nostre categorie che diamo più affidamento su e noi stiamo sostenendo ancora di più. Questo è totalmente insufficiente, quindi noi auspichiamo un incontro assieme alle organizzazioni sindacali e alle associazioni, insieme al governo per fare un piano di struttura che coincida con le necessità di tutta la popolazione.
Gli esponenti di Adesso Trieste dell'Ampi hanno denunciato la prevista presentazione di un libro celebrativo dell'organizzazione neofascista Avanguardia Nazionale negli spazi pubblici della Casa del Combattente nel Museo del Risorgimento. Non è la prima volta che il Museo del Risorgimento ha iniziative che esaltano la storia di Avanguardia Nazionale, che è stata un'organizzazione fascista ed eversiva sciolta nel 1976, iniziative alle quali partecipano ex aderenti di questa organizzazione. No all'uso di uno spazio pubblico per un'iniziativa che intende celebrare Avanguardia Nazionale, l'organizzazione eversiva neofascista disciolta formalmente nel 76 per effetto della legge Scelba. A chiederlo sono Adesso Trieste insieme all'Ampi provinciale che in una conferenza stampa davanti all'ingresso del Museo del Risorgimento di Piazza Oberdan hanno denunciato la prevista presentazione di un libro sull'organizzazione negli spazi pubblici dati in concessione dal Comune della Casa del Combattente. Il volume in questione ha tra gli autori Claudio Scarpa, noto esponente triestino di Avanguardia Nazionale. Il capogruppo in comune di Adesso Trieste, Riccardo Laterza, ha ricordato che non è la prima iniziativa del genere. In un'altra, sempre alla presenza di Scarpa, era stata esposta la bandiera della Repubblica di Salò. Il presidente dell'Ampi provinciale, Fabio Vallon, in una nota ha parlato senza mezzi termini di apologia del fascismo e del terrorismo. Lo riteniamo inaccettabile, contrario ai principi della Costituzione, il fatto che venga concesso uno spazio pubblico, per di più uno spazio museale, per organizzare iniziative di questo tenore. Quello che chiediamo all'assessore Rossi e all'amministrazione è di intervenire nei confronti delle realtà che hanno in concessione lo spazio per indicare che iniziative del genere non sono benvenute. A chi dice che a Trieste oggi non c'è un problema di presenza e di pericolo fascista, segnaliamo iniziative del genere che si sommano alle aggressioni fisiche ai giornalisti che sono avvenute un mese fa in Viale 20 settembre. Sono questioni da non sottovalutare, da non sminuire, sulle quali riteniamo vada tenuta alta l'attenzione nel rispetto appunto dei principi costituzionali e della libertà di ognuno. Si parte sabato 4 luglio, Trieste Loves Jazz torna all'interno di Trieste Estate per l'edizione numero 20 dell'appuntamento. Sono 24 le proposte che vanno a comporre l'edizione 2026 di Trieste Love Jazz. Il cartellone ospitato all'interno di Trieste Estate giunto al 20° anno. Una manifestazione che è sempre più seguita, perché una volta direi che la consideravano una nicchia nell'ambito di quelle che erano le proposte musicali, oggi invece è seguita da tantissimi, anche perché cosa ha di massimo la creatività, che è appunto un'energia per tutta la musica e per tutti noi. Gli appuntamenti quest'anno si snoderanno lungo gli assi consueti della Kermesse, Piazza Verdi, il giardino del Museo Sartorio e il giardino del Museo Winkelmann. Promosso dal Comune e organizzato dalla Casa della Musica Scuola di Musica 55 con il sostegno della Fondazione CR Trieste e della Fondazione Casali, Trieste Love Jazz si snoda attraverso 16 serate ed abbraccia, nel nome del jazz, sonorità musicali le più differenti. Per dire, fra i concerti uno vedrà protagonisti i Mombao il 27 luglio. Fra gli altri nomi, Mark Ribot, chitarrista di Tom Waits, la funky band svizzera The New Next Movement, la leggenda Chris Bean, Doki and the Nomads, il sassofonista ungherese di fama mondiale Tony Lakatos. Un'attenzione particolare sarà dedicata alla scena croata. Si comincia sabato prossimo 4 luglio. E con uno zoccolo duro, diciamo, di eventi nei primi 10 giorni di luglio, per poi appunto proseguire anche con 2 appuntamenti particolari ad agosto, col concerto su Molo Audace e anche un concerto per l'eclissi solare che faremo al bastione rotondo del Castello di San Giusto, un evento particolarissimo, molto suggestivo. A settembre alla Casa della Musica l'evento collaterale, ovvero la consegna del premio Franco Russo. Dal 29 giugno al 29 luglio nella saletta espositiva al piano terra del Museo Sartorio è in programma la mostra fotografica di Giancarlo Torresani Espressioni in Jazz, che esplora il jazz come fenomeno culturale attraverso i chiaroscuri della scena. È incentrata sui principi fisici e delle telecomunicazioni wireless. No, ho sbagliato proprio. È incentrata sui principi fisici delle telecomunicazioni wireless, virgola, la nuova installazione dell'immaginario scientifico realizzata con Telit Criterion va ad arricchire la sezione Innova.
L'esperienza di visita all'immaginario scientifico si arricchisce di un nuovo exhibit messo a punto con la collaborazione di Telit Criterion. La nuova installazione permetterà ai visitatori di esplorare in prima persona alcuni dei principi fisici alla base delle telecomunicazioni wireless, rendendo visibili fenomeni normalmente invisibili e mostrando nel contempo come le onde elettromagnetiche siano presenti in molti aspetti della nostra vita quotidiana. Vedranno due esperienze che spiegano brevemente come si propagano le onde e come in qualche modo anche con il secondo esperimento queste possono essere bloccate. Sono delle cose che quotidianamente viviamo nella nostra esperienza tramite il telefono cellulare, che però tante volte non capiamo, non conosciamo come questa trasmissione avvenga e come appunto il mondo della radiofrequenza è intorno a noi e quali sono le leggi che lo governano. La prima esperienza è legata alle antenne dalla propagazione dei segnali radio, la seconda alla gabbia di Faraday in grado di schermare le onde elettromagnetiche. L'exhibit arricchisce la sezione museale Innova dell'immaginario scientifico ed incrocia una delle mission dell'istituzione. Che è la relazione con il territorio, la relazione con le imprese del territorio e soprattutto il racconto, la narrazione di quanto siano importanti le attività di ricerca che vengono svolte all'interno delle imprese e dei loro centri di innovazione e sviluppo. Telit Criterion è un caso esemplare da questo punto di vista, un'impresa radicata sul nostro territorio, presente qui da moltissimi anni, che si occupa dello sviluppo di servizi e di nuove tecnologie fondamentali nella nostra vita quotidiana. Nel 2025 l'immaginario scientifico è stato visitato da 47.386 persone, metà delle quali provenienti dal resto dell'Italia e dall'estero. Vi do appuntamento alle 17.55 con Trieste in diretta, alle 19.30 con il telegiornale della sera. Buon proseguimento, arrivederci.